Un Natale di preoccupazione per il non profit veneto. Le risorse per i servizi per la disabilità e la salute mentale sono a rischio per le poche risorse che la Regione e i comuni stanziano. Un comparto importante che occupa più di 50.000 lavoratori professionisti con varie mansioni e che aiuta più di 220.000 famiglie in tutto il Veneto. Riteniamo che sia messa in discussione la sostenibilità del modello di welfare che il Veneto in questo momento ha relativamente ai servizi alla persona, disabilità, salute mentale, anziani, dipendenze, emarginazione adulta grave, donne vittime di violenza. Quindi in questo momento riteniamo che ci sia poca attenzione ma soprattutto poche risorse messe a disposizione da parte della Regione e dei comuni per questi servizi. 14.000 le persone e le famiglie aiutate in Veneto negli ambiti della disabilità e della salute mentale, servizi accreditati dalle ULSS e finanziati dalla Regione e dai comuni, erogati da 16.000 addetti. Quando lo Stato, giustamente, e dico anche fortunatamente per quanto riguarda l'Italia, ha una legislazione che riconosce in maniera piena, i diritti delle persone con disabilità, poi bisogna che ci sia un luogo in cui questi diritti vengono esercitati concretamente, non solo sulla carta. E quali sono questi luoghi? Sono proprio i servizi residenziali e i servizi diurni. Allora c'è la necessità che questi servizi funzionano, che siano servizi di qualità, e perché questo possa essere è necessario che ci siano le risorse adeguate. Il confronto con la Regione c'è stato, ma le risorse sono ancora insufficienti. Dobbiamo fare in modo che questo sistema possa essere mantenuto in vita, altrimenti non viene meno solo il servizio di assistenza, viene meno anche il tessuto che questo servizio di assistenza permette, il tessuto produttivo, il tessuto sociale, perché questi servizi sono salvavita del tessuto sociale.